Arrestato dopo un anno e mezzo di indagini l'assassino di Liliana Armellini, l'anziana trovata morta in casa ad Este. Si tratta di un 37enne del posto, fidanzato della badante. Clochard carbonizzato nel Veronese, shock per la svolta delle indagini, sotto inchiesta un 13enne e un 17enne, era uno scherzo dicono, ma per la psicologa Vera Slepoi c'è ben altro. Tragico incidente della notte lungo la Romea a Ravenna, coinvolti 2 camion e un furgone, 2 vittime, tra queste un autotrasportatore che abitava a Milano. A Treviso la 23enne con ritardo mentale denuncia i pesanti abusi sessuali subiti ai giardinetti di Sant'Andrea in pieno centro da parte di un 21enne kosovaro, indaga la polizia. 40enne non udente aggredita e rapinata nel sottopasso ferroviario di Mestre, la polizia ferma 3 malviventi responsabili della violenza. Cerca la sorella disperatamente da più di 20 anni, la storia di Milena e Michela, separate da bimbe in orfanotrofio. Suoni riprodotti in 3D in laboratorio per persone che soffrono di disturbi uditivi. A idearlo esperti dell'ospedale di Padova, testimoniano un giovane pianista siciliano. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali con la cronaca in primo piano, la cronaca di una svolta decisiva nelle indagini durate un anno e mezzo riguardo al terribile omicidio di Liliana Armellini. Era il maggio del 2016, lo ricorderete, una anziana trovata morta in casa. Ebbene, è stato arrestato dai carabinieri un 37enne del posto. Ci racconta tutto in diretta telefonica per noi da Padova Valentina Visentin. Valentina. Sì, buongiorno. Uccisa per 1.000 euro dal fidanzato della badante. È stato risolto il giallo della morte di Liliana Armellini. È stato arrestato con l'accusa per omicidio a scopo di rapina Michele Bonaldo, 37enne di Casale di Scodosia, fidanzato della badante che da un mese, nel 2016, seguiva sia Liliana Armellini che la sorella di Liliana, inferma a letto. Le ricordiamo, la donna non poté fare niente per salvare la sorella. Molte le anomalie quando i carabinieri entrarono in casa e scoprirono l'omicidio. Liliana era legata, molte le chimosi sul suo volto e su tutto il corpo, e per di più le serrature chiuse e la mancanza di una chiave. Nell'autopsia poi ha anche rivelato il fatto che Liliana poche ore prima dell'omicidio avesse assunto un antidepressivo, un farmaco che era stato prescritto solo alla sorella e proibito a lei, che invece soffriva di patologie cardiache. Elementi molto sospetti che hanno fatto concentrare le indagini su persone vicine alle 2 donne. In particolare Michele Bonaldo aveva eseguito qualche settimana prima alcuni lavoretti in casa, forse aveva carpito delle informazioni anche alla fidanzata badante, che però al momento non risulta indagata. Di fatto poi l'uomo è entrato in casa, cercava del denaro ed è stato scoperto da Liliana. Da qui la violenza con cui si è accanito sulla donna, che è stata picchiata e infine soffocata. La prova regina per i carabinieri, che hanno così incastrato il 37enne, è stato il fatto che Bonaldo, la sera della rapina e dell'omicidio, avesse lasciato il suo cellulare ad un cugino minorenne, dicendogli di mandare a alcune ore ben precise dei messaggi alla fidanzata, in modo tale da crearsi un alibi. Tuttavia i 2 sopralluoghi del RIS di Parma hanno poi confermato la presenza del DNA dell'uomo nei cassetti rovistati per cercare il denaro appunto che è stato il motivo dell'omicidio di Liliana Armellini. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentino. Un'altra terribile storia che viene dal Veronese, l'abbiamo raccontato ieri, il prodotto della società della violenza ma anche della emarginazione. Decifra così la psicologa Vera Slepoi lo sconcertante omicidio del Clochard carbonizzato a Zevio, per cui sono indagati 2 ragazzini di 13 e 17 anni stranieri. Vessato da mesi da un gruppo di bulli, poi il 13 dicembre la ragazzata accostata alla vita nel Veronese al senzatetto marocchino di 64 anni Ahmed Fdil, della carta assorbente data alle fiamme e gettata nell'auto in cui l'uomo dormiva dopo aver perso il lavoro e la casa. 2 i minorenni di origini straniere finiti sotto inchiesta, uno di 13 e uno di 17 anni, e quello che sembrava poter essere lì per lì un incidente si è trasformato in un omicidio sconvolgente confermato dal più piccolo dei 2 ragazzi. Iniziamo ad avere, secondo me, i risultati di una cultura violenta che emargina
più debole, quindi siamo un po' nella logica primitiva, stiamo tornando a delle logiche molto primitive, per cui più debole, la personalità con meno strumenti, meno integrata, viene eliminata. Questo avviene precocemente perché precocemente c'è un abbandono da parte della famiglia in tutti quei processi educativi che costruiscono poi tutte quelle regole sociali che ci hanno tutelato per tutto il Novecento. Bulli per noia, dicono i residenti di Zevio, che vedevano quegli adolescenti infastidire continuamente il clochard. Uno scherzo, ha raccontato il tredicenne, peraltro non imputabile vista la giovanissima età. Diversa la lettura della specialista. Non è per noia, lui era un soggetto che era disponibile, poveretto, perché non aveva strumenti, a essere un punto debole e soggetti deboli. Quasi un'affermazione territoriale. Il bullismo è la stessa cosa, non è un problema di noia, è un problema di arretratezza culturale, mentale, solitudine sociale, marginazione. Adesso parliamo di un tragico incidente lungo la Romea, nella parte emiliana della Romea, che è avvenuto nella scorsa notte, intorno alle 2 di notte, in zona nord di Ravenna, uno schianto che ha coinvolto 2 camion e un furgone, e le vittime sono un 41enne di Perugia e un 33enne di origine romena, residente a Milano, nel veneziano, dipendente di una ditta veneziana. Alla base dello schianto si ipotizza possa esserci stato un colpo di sonno di uno dei 2 conducenti, dicevamo 2 vittime e un ferito. Il tratto di Romea è rimasto chiuso al traffico per poi essere riaperto a senso unico alternato. Attorno alle 7 si sono formate lunghe code di mezzi provenienti da Venezia lungo la Romea. Altro incidente, fortunatamente non ci sono vittime ma ben 7 feriti, e quello avvenuto alle 8 di questa mattina circa in via Roma a Casiero, uno schianto tra 2 autovetture, e ovviamente c'è stato l'intervento da parte dei vigili del fuoco, da parte della polizia locale. Dicevamo 7 feriti, quindi il SUEM poi che ha provveduto a portare i feriti in ospedale. C'è stato anche problema ovviamente di gestione del traffico. Adesso a Treviso, rimaniamo a Treviso per una scioccante denuncia da parte di una disabile psichica che ha raccontato di essere stata palpeggiata da un giovane straniero nel parco dei Giardini di Sant'Andrea, in pieno centro città. A denunciare la violenza, che risalirebbe a fine novembre, una giovane trevigiana di 23 anni con un ritardo mentale, che alla polizia ha raccontato di essere stata obbligata a subire gli abusi da un kosovaro di 21 anni. Le indagini da parte della squadra mobile sono in corso. Al vaglio innanzitutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'area, che potrebbero aver ripreso il responsabile della presunta violenza. Fondamentali le perizie disposte dalla procura, così come la testimonianza della ragazza, che ha riferito di essere stata avvicinata dal giovane kosovaro nei pressi dei giardinetti e l'avrebbe poi convinta a seguirlo in una zona defilata del parco. Avrebbe quindi tentato di baciarla, respinto, sarebbe diventato più aggressivo afferrandola per il collo e palpeggiandola. Le grida della ragazza lo hanno messo in fuga. L'identificazione del giovane è in corso, così pure la raccolta delle prove dell'episodio. Un'altra aggressione, stavolta a scopo di rapina, in pieno centro a Mestre, nel sottopasso ferroviario, vittima una quarantenne sordomuta. La polizia però è riuscita a rintracciare i 3 responsabili. Ci dice tutto in diretta telefonica per noi Anna Maria Parisi. Anna. Sì, buongiorno, si tratta di 3 richiedenti asilo, poco più che 20enni, uno dei quali è arrivato in Italia da 2 anni, quindi ancora minorenne, e i 3 che hanno aggredito, picchiato selvaggiamente una sordomuta di 43 anni ieri in pieno giorno, come dicevi tu Nicola, alle 12 nel sottopasso ferroviario ciclopedonale che da via Ulloa porta in via Dante. I 3 sono stati riconosciuti, identificati e fermati a 2 ore dall'aggressione, grazie anche alla donna che ha saputo
ben descrivere le immagini dei tre e che coincidevano perfettamente con le immagini riportate dalle telecamere di videosorveglianza che si trovano nel sottopasso. La cosa agghiacciante di questa aggressione, per la quale la sordomuta ha riportato 8 giorni di prognosi con contusioni varie e non soltanto, e ferite in varie parti del corpo, e che è avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti che non solo non sono intervenuti in soccorso della donna, ma non hanno nemmeno fatto una telefonata per chiamare le forze dell'ordine o qualcuno in loro aiuto e in aiuto della donna che è stata rapinata di tutto quello che aveva addosso, borsetta compresa, con effetti personali che adesso mi sono stati restituiti. E per il momento da Venezia è tutto, restituisco la linea se non avete domande da studio. Grazie Anna Maria Parisi. Ancora allarme sicurezza, parliamo di una rapina a mano armata avvenuta a Noventa Padovana, obiettivo un supermercato. Rapina a Noventa Padovana, un bandito armato ha fatto irruzione in un supermercato. È accaduto ieri sera al supermercato Ins. Un malvivente con il volto parzialmente coperto ed armato di pistola è entrato in un supermarket di via Salata facendosi consegnare dalla cassiera 250 euro in contanti. Il rapinatore si è poi dileguato a piedi facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri di Noventa Padovana si sono subito recati sul posto per gli accertamenti e sono alla ricerca del malvivente. E le razzie non risparmiano nemmeno le sale del caffè Pedrocchi di Padova. Le zampe leonine che decoravano il bancone marmoreo del caffè Pedrocchi a Padova sono sparite. Le decorazioni, laminate in oro, sono di ottone. Non hanno un particolare valore economico, ma la loro sparizione rappresenta un autentico sfregio per lo storico locale cittadino. Sul caso indagano le forze dell'ordine. Il furto potrebbe essere avvenuto durante la festa di Capodanno. E sono terminate intorno alle 2 di questa mattina le operazioni dei Vigili del Fuoco per spegnere l'incendio divampato nella serata di ieri in un'abitazione di via Cesio Minore a Cesio Maggiore, siamo nella provincia di Belluno. I pompieri sono intervenuti poco dopo le 20:30 da Feltre e Belluno con 7 automezzi, tra cui l'autoscala e l'apporto anche dei Vigili del Fuoco volontari. Sono riusciti a circoscrivere il rogo che ha interessato uno dei tetti dell'abitazione e il sottotetto, evitando quindi l'estensione delle fiamme all'intera abitazione. Le cause sono al vaglio delle squadre intervenute. Inagibile ovviamente l'edificio, la famiglia di stranieri residente all'interno della casa ha trovato ospitalità fortunatamente da alcuni parenti. Ora a Jesolo dove continua a essere senza esclusione di colpi la guerra sulla tassa di soggiorno. Sappiamo i fronti sono due, da una parte gli albergatori e le categorie economiche, dall'altra il comune di Jesolo. Ieri l'assemblea per confermare alla presidenza degli albergatori di Jesolo il presidente Rizzante, ma è stato lanciato anche un ultimatum al comune di Jesolo. Ci dice tutto da Jesolo la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Jesolo. Alla luce del fatto che dopo molte richieste non è ancora stato convocato un tavolo tecnico come era stato richiesto già da tempo dall'Associazione Jesolana Albergatori, continua la protesta dopo lo svolgimento dell'assemblea che ha avuto come esito il congelamento delle dimissioni fino al 28 febbraio. Il presidente Alessandro Rizzante ha detto che continuerà la battaglia contro la tassa di soggiorno rivolgendo un ultimatum al sindaco Valerio Zoggia. Se non ci sarà un abbassamento dell'imposta, gli albergatori si dicono fuori da partecipate e consorzio, bloccando di fatto tutta l'attività promozionale di Jesolo, il che non è poco. La decisione è maturata dopo che il Comune ha chiuso ogni dialogo e durante l'assemblea Rizzante ha proprio evidenziato come la categoria alberghiera produca il 50% della ricchezza jesolana. Se ci fosse stato un dialogo, ha sottolineato ancora una volta Rizzante, non saremmo arrivati a questo punto e se entro il 28 febbraio, visto che la tassa entrerà in vigore proprio dal 1 marzo, conclude Rizzante, non ci saranno delle retrocessioni, noi albergatori continueremo a contrastare l'azione del Comune nella società e anche nel consorzio. Naturalmente anche noi continueremo a seguire la vicenda passo dopo passo con tutti gli sviluppi. Da Jesolo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Ilaria Marchiori. Parliamo adesso della politica, tra amministrative ed elezioni politiche del 4 marzo. Partendo dalle amministrative, come sappiamo oggi a Treviso nel pomeriggio sarà il giorno in cui verrà ufficializzato l'accordo tra Lega Nord e Forza Italia per Mario Conte, candidato del centrodestra, con Andrea De Checchi
inizialmente portato avanti da Forza Italia come candidato sindaco, che sarà di fatto vice sindaco, quindi il ticket Conte De Checchi, e proprio Giovanni Manildo è ospite della puntata di questa sera di 20:10, una puntata da non perdere, con tutti gli obiettivi del sindaco di Treviso per la riconferma nel 2018, ma Manildo parla anche ovviamente di politiche e di chi nel PD sarà di fatto candidato, quali sono i nomi più importanti o tra i nomi per le candidature alle politiche del 4 marzo nella Marca trevigiana. Parla di due in particolare, ovvero il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto e l'ex sindaco di Silea Silvano Piazza. Allora sentiamo una anticipazione. Sicuramente è un nome importante del Partito Democratico provinciale, è una persona che ha fatto bene sia nell'ambito amministrativo che nell'ambito politico, quindi penso che sia una delle persone più titolate per rappresentare bene il nostro partito. Candidato del PD come Silvano Piazza? Ma lo vedo molto bene. Per un collegio uninominale qua a Treviso? Io verso Silvano ho una simpatia pazzesca, nel senso che lo vedo una persona capace di un pensiero personale, originale, ma anche una persona capace di convincere le persone della bontà delle proprie tesi. Lo vedo un valore molto positivo in ogni campo. Grigoletto dunque e Piazza come possibili nomi lanciati da Giovanni Manildo, ovviamente con il supporto della segreteria provinciale per le politiche del 4 marzo. Ma alle politiche del 4 marzo chi andrà a votare? Si parla di una possibile rischio astensione visto la sfiducia nei partiti. Ora abbiamo sentito proprio i trevigiani cosa ne pensano. Immagino ci sia grande disamore per la politica visto la situazione degli ultimi anni, però penso che sia un'opportunità oltre che un dovere per ognuno di noi. Lei andrà a votare? Ma semplicemente sì. E per quelli che dicono che non vogliono andare? Domandarsi fare un esame di coscienza. Dopo però non commentino che al governo ci sono persone sempre quelle. Ho già deciso di non andare perché tanto ci prendono sempre in giro. Prendo coscienza che il governo italiano fa acqua da tutte le parti. Sono ancora un punto di domanda. Cos'è che le fa ancora stare in dubbio? Non cambia nulla. Qualsiasi cosa scelga non cambia assolutamente niente. Sono tutti un partito unico, possiamo chiamarli così. Lei va a votare il 4 marzo? Sì signora. E bisogna andare secondo lei? Sì. Chi dice che non serve? E che bisogna? Sempre meglio andare? Bisogna andare. Andrò a votare, sì, ma non ho idee perché andrò a votare purtroppo. Ma a chi invece dice che non ci andrà secondo lei? Ma le dico, è brutto dire andare a votare per il meno peggio, però talvolta è un dovere civico e forse bisogna anche farlo. No, assolutamente io sono convinta che partecipare è la prima regola da rispettare. Tante dunque le opinioni. Adesso torniamo a parlare del Vicenza Calcio e del baratro della gloriosa società biancorossa. Come sapete domani ci sarà lo sciopero dei giocatori previsto per la partita, che non si farà ovviamente con il Padova, ma intanto oggi dalla Procura arriva la richiesta di fallimento della società. Ci aggiorna su questa vicenda dalla provincia Berica, dal capoluogo della provincia Berica, la nostra Gabriella Basso. Gabriella. Buongiorno a te telespettatori da Vicenza. Quello che si temeva e che ormai gravava pesantemente nell'aria è diventato realtà. È notizia di poche ore fa che la Procura ha chiesto al Tribunale Civile il fallimento del Vicenza Calcio. Allo stesso tempo ha chiesto che il curatore fallimentare, come prevede l'articolo 104 della legge fallimentare, disponga l'esercizio provvisorio. Ciò consentirà di fatto alla società di restare in vita facendo tirare un sospiro di sollievo ai tifosi biancorossi che potrebbero vedere la squadra del cuore portare a termine il campionato. Il condizionale in questo caso però è d'obbligo perché rimane la spada di Damocle delle decisioni dei giocatori che potrebbero portare avanti la strada degli scioperi e dopo 3 giornate saltate scatta l'uscita dal campionato, per non parlare della possibilità che alcuni giocatori, visti gli stipendi arretrati non ancora pagati, decidano di svincolarsi. Al netto di questa eventualità l'obiettivo dell'esercizio provvisorio è quello anche di dare il tempo necessario affinché qualche imprenditore decida di rilevare il credo biancorosso.
Intanto alle 14 di oggi i giocatori del Vicenza Calcio, nonostante il silenzio stampa imposto dall'amministratore unico San Filippo, hanno confermato un incontro con la stampa nella sede dell'Associazione Italiana Calciatori e si saprà quali saranno le loro prossime mosse. Alle 15 invece l'allenamento allo stadio Menti, aperto ai tifosi che nelle ultime ore hanno contestato apertamente con striscioni l'amministratore. Da Vicenza per il momento è tutto, maggiori particolari delle prossime edizioni dei nostri telegiornali, la linea torna allo studio. Grazie anche a Gabriella Basso da Vicenza. Ci sono due sorelle, una cerca l'altra da più di 20 anni dopo essere state separate in orfanotrofio. Ne parliamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali. Cerca la sorella da più di 20 anni, la storia di Milena e di Michela, separate da bimbe in orfanotrofio. È come se ti mancasse un pezzo di te, nel senso che sai di avere una sorella, però non la puoi frequentare, non la puoi vedere, non puoi sapere se sta bene, se sta male. Il pezzo che da sempre manca a Milena ha un nome, Michela, la sorellina che non ha mai conosciuto, che non ha mai potuto conoscere e che sta cercando da 20 anni disperatamente. Separate in orfanotrofio a Trieste e da allora Milena Girardi, quarantenne nata a Quinto di Treviso e che da anni risiede a Pasian di Prato in provincia di Udine, non ha smesso di cercare. Oggi felicemente è sposata e con un figlio, ha vinto la sua battaglia per dimenticare una terribile infanzia, ma quel vuoto resta aperto. Milena è nata nel 1976 in una casa famiglia nel Trevigiano da una ragazza madre di San Polo di Piave, problematica, e un padre di cui non sa nulla. I primi anni lì, poi la mamma conosce un uomo che la sposa e porta via la famiglia, un peregrinare tra Veneto e Friuli. Ma il clima è terribile, tanto che la piccola Milena viene portata in orfanotrofio a Trieste. Per maltrattamenti, per famiglia con condizioni igieniche disastrose. Intanto la mamma dà alla luce una seconda bimba, Michela, nel 1979. Pochi mesi e anche questa piccola viene tolta alla coppia per timori di nuovi maltrattamenti. E Michela finisce proprio lì, dove sta Milena, che ha appena 3 anni. Difficile ricordare, ma le immagini nella mente ogni tanto riemergono. Ho un'immagine presente di lei in una cestina e io che le tenevo la mano, la manina, quindi questa scena ce l'ho presente. Poi dopo alcuni mesi una famiglia decide di adottare Milena, ma solo lei. Difficile capire perché. Prima hanno detto che c'era una legge all'epoca che non poteva fare in modo di far adottare 2 sorelle. Non lo so se questo sia vero, è andata così. Separano le sorelline per sempre. E lei resta lì, sembra con una famiglia interessata a lei o di Trieste o dei primi confini con la Slovenia, però non ho certezza. Milena cresce e diventa donna, non ricorda più nulla, finché ventenne, conosciuto il suo passato di adozione, rintraccia al telefono la madre biologica e scopre allora di avere una sorella. Quel momento sono rimasta un po' bloccata, però anche da un lato contenta perché ho detto allora era vero che c'era. L'ha cercata per 20 anni, la cerca ancora, ma nulla. Si rivolta a investigatori e istituzioni. Niente. Il Tribunale di Trieste l'ha informata che può dare notizie soltanto in caso di gravi motivi sanitari, altrimenti nulla, il buio. E allora si affida anche a una telecamera per un messaggio a Michela, dovunque sia. La prima cosa che le direbbe se la vedesse? Che io ci sono sempre stata, ci sarò sempre, se lei vuole, se ha piacere, se ha la volontà, io l'aspetto a braccia aperte. L'abbraccerei. L'unica cosa. Poi tutto il resto viene dopo. Diplomato in pianoforte con la lode nonostante gravi problemi all'udito. Il personaggio della storia che vi stiamo per raccontare ci è riuscito grazie a un impianto all'avanguardia realizzato a Padova. Davide Santacolomba, 30 anni, diplomato con lode al Conservatorio Bellini di Palermo nel 2015, ha una grave forma di ipoacusia, riduzione dell'udito, neurosensoriale, bilaterale congenita. Portatore di protesi acustiche, nel novembre 2013 è stato operato nella clinica otorino-laringoiatrica di Padova. La mia sordità è stata riscontrata quando avevo 8 anni, quindi si pensa comunque che l'abbia alla nascita e le frequenze che non sentivo prima dell'impianto, in realtà non l'ho mai sentita, non ho ricordi uditivi. Quelle che ho sempre sentito sono le frequenze basse, i suoni gravi,
e medi, mentre i suoni medi acuti e gli acuti non li ho mai sentiti perché non ho ricordi. Adesso con l'impianto riesco a sentire tutta questa fascia di suoni che prima non sentivo. Io prima sentivo soltanto metà pianoforte e registro grave, adesso con l'impianto sento tutto. Santa Colomba per molti anni ha studiato piano e ha dato gli esami al conservatorio nonostante la grave limitazione uditiva. Per i medici è l'unico pianista al mondo con problemi uditivi ad aver raggiunto un così alto livello artistico e professionale ed è riconoscente all'equipe di Padova del professor Alessandro Martini. Se uno ci crede tanto, poi la vita ti ridà quello che ti ha tolto. La clinica otorino-laringoiatrica di Padova da oggi ospita un laboratorio di ultima generazione per studiare i casi di tutte le età di deficit dell'udito. È un impianto audio in 3D con 8 casse acustiche chiamato Vispa che riproduce fonti sonore in campo aperto con una interfaccia video per poter eseguire test, giochi e immagini per pazienti bambini, adulti o anziani, per non rischiare di perdersi niente della vita, come Santa Colomba che ci rivela qual è il suo compositore preferito. Beethoven, che tra l'altro è anche un mio simile. E non poteva che essere così. Siamo in chiusura, vi ricordo velocemente, ore 13, fra pochissimo si parla di mutamenti climatici, rischi idrogeologici, smottamenti, quindi un tema molto importante. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà infatti per lo più soleggiato un po' ovunque, ma con locali e innocui addensamenti. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sole splendente, oggi su tutto il territorio della nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso sui settori più orientali. Diamo anche uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 3 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui bel tempo soleggiato oggi su tutta la nostra regione, con il cielo che sarà al massimo poco nuvoloso. Più nubi potranno peraltro formarsi sul Triestino, ma sempre del tutto innocue. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 10 gradi, minime tra lo 0 e i 3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Splendida giornata di sole oggi su tutta la nostra regione, con il cielo che sarà pressoché sereno ovunque. Da segnalare solamente qualche nube sparsa sui confini dell'Alto Adige, ma anche locali foschie. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra meno 4 e 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati da nord-est. Dal meteo è tutto, arrivederci.